Il primo compleanno di un gatto è un giorno di festa, specialmente se il micetto festeggiato è un grandiscolo che ha portato tanta gioia in questa famiglia, dove di gatti, oltre a lui, ce ne sono addirittura 2. E quindi, oltre all'anniversario, c'è da festeggiare un anno di convivenza spericolata in una casa che non è più la stessa da quando il micetto Tele è arrivato, quando era un batuffolino. E allora, per festeggiare al meglio il primo anno di questo terremoto, il papà di Tele ha pensato bene di organizzare una festa molto particolare, invitando niente meno che la presidente dell'ENPA Udine, Elena, a intrattenere gli ospiti di questa festa, tutti gattari, a parlare un po' dei propri amici e dei problemi della convivenza che ciascuno ha con le proprie creature, ma soprattutto alla presidente dell'ENPA abbiamo chiesto di accogliere i regali per il micetto Tele che lui stesso ha voluto che fossero invece dati a 2 creature che sono attualmente accolte nel rifugio ENPA di Via Gonars. Adesso stiamo aspettando Elena, arriverà. Ecco, dai. Per i posteri. Sì, con i gatti. Ormai è tardi. Non è Tele. No. Tele. Marco! Benvenuto in mia casa. Quicco è sopra, vai a vedere se scende. Sì, vado a vedere un po' così scendono. Ringraziamo Elena, l'ENPA di patrocina questa festa di compleanno di un gattino che naturalmente è scappato appena l'ha saputo, che ha pensato che la vogliamo portare al rifugio, invece al rifugio ci andremo davvero. Questa è una festa di Tele e dei suoi amici che sono i vostri gatti, ognuno di voi ha un gatto più di uno. Adesso Elena dedicherà 5 minuti a testa in cui voi presenterete il vostro gatto, come vediamo. Come si chiama? Joy? Gioia. Sì. E lui ha 7 anni. Lui è un gatto comunque molto forte perché una volta l'avevamo perso e lui si era per 19 giorni. Abbiamo scoperto che si era chiuso in questa casa abbandonata, è rientrato appena riusciva più a uscire e per fortuna l'abbiamo trovato. E perché i vicini sentivano che appunto miagolava da questa casa. Sai quanti chili pesa? No. Comunque è bello. Sì. E poi è un altro gatto. Sì, e ho lei che si Una chiama femmina. Bianca. Bianca. Anche qui abbiamo un'altra E anche un collarino. Sì, per le polsi. Bene, quanti anni ha Bianca? Bianca ne ha una di più, quindi 8. 8. E vanno d'accordo? No, in realtà no. Sono cane e gatto. Si rincorrono? Assolutamente, perché lei è arrivata prima, dopo un Sì. anno è arrivato l'invasore. Cosa gli date da mangiare ai 2 micetti? Allora, alla mattina e alla sera gli diamo dell'umido Sì. e invece poi per il resto del giorno se hanno fame comunque hanno sempre le crocchette e l'acqua. A disposizione. Bravissimi. L'importante è lasciare sempre a disposizione l'acqua e i croccantini, perché i gatti, diversamente dai cani che divorano subito tutto, vanno periodicamente a mangiare, quindi l'ideale è avere a disposizione dei croccantini. Poi quando gli mettiamo l'umido va benissimo, non so, 2 volte al giorno, loro si tuffano nel mangiare l'umido, ma è poco. Invece nell'arco della giornata mangiano volentieri i croccantini. Da aggiungere non cose che mangiamo noi, perché quelle non sono... Non mortadella, Esatto. non prosciutto cotto. La carbonara. Bravo, esatto. Il gatto è fondamentale proprio per la salute dell'animale, ma si vede anche dal pelo che ha un gatto, si vede da tante cose, poi dall'agilità, dal fatto che poi non ingrassano, quindi l'alimentazione sana è importantissima, sì. Allora, Bianca beve dell'acqua normalmente, ma Joy predilige il rubinetto aperto, lui deve bere mentre va al rubinetto. Tantissimi gatti bevono proprio dai rubinetti
sia proprio della cucina, ma capita anche dei rubinetti dei bagni, nel senso che quando uno apre in bagno, non so se vi è mai capitato anche a voi, vanno proprio a bere l'acqua che scorre, perché per loro è più fresca e non è l'acqua ferma della ciotola, perché se uno non gli cambia 2 volte al giorno l'acqua nella ciotola, prediligono sicuramente l'acqua. E l'acqua delle pozzanghere? Allora lì diciamo che sono i gatti magari viventi in libertà, quelli un po' più, chiamiamoli randagi, no? E dopo l'abbondante colazione, i primi raggi del mattino. È importante, come adesso magari stavamo raccontando di 2 gatti che sono sani, che quindi non hanno patologie, non hanno problemi di salute, che possono vivere anche fuori, perché etologicamente il gatto rincorre l'insetto, l'uccellino, però è anche importante proteggerli, quindi bene se vivete in una strada chiusa dove c'è meno scorrimento di auto, perché purtroppo la principale morte dei gatti è quello di essere investiti da un'auto. Io ho 2 gatti Sì. che sono figli di una gatta poco seria. Poco serie perché ne ha ci fatti racconti. 5, ne ha fatti 5, allora ha il pelo lungo. Sì, quindi assomiglia. Sì, somiglia, Sì, ma sì. l'origine è quella, no? E poi ho una gatta europea normale, no? Che è grigia, no? Pertanto sono fratelli, però Sì. di padre dubbio, insomma, diciamo. Ma le mamme sì, in realtà possono. Un gatto signore perché io gli metto la tazza col cibo, Sì. no? E lui, siccome è un signore, prende la zampa, la butta per terra e mangia da terra. Subito lui succhia solo il sughetto e lascia lì il resto. L'associazione è costituita da volontari, in questo momento siamo una quarantina di volontari, ma diciamo come entrate, la maggior parte delle entrate sono dal punto di vista economico proprio soldini che vengono dati da persone come voi, quindi da privati, e le persone poi ci aiutano in tanti modi. Si può comprare il cibo, le persone ci donano le lenzuola, gli asciugamani, le coperte, prodotti per pulire, quindi detersivi, sacchi delle immondizie. Il gatto ha avuto un ruolo importante nei rapporti tra uomo e donna, li ha avvicinati, e poi ha una funzione terapeutica nella famiglia. Io sono sempre sul punto di litigare con mia moglie, ma appena appunto mia moglie guarda questo grigio scatta la distensione. Quindi il gatto è un elemento di prevenzione delle crisi coniugali. Già sul cuscino. Bene. Che vive Il tranquillamente. gatto europeo. Sì. La sua autonomia. Bellissimo. Ecco qua. Il dipendente. Ecco, si appropria della. Ecco, questa è la funzione di grigio nel nostro contesto familiare, è un elemento di equilibrio, un elemento di socializzazione generale. Condivido pienamente che i nostri amici a 4 zampe aiutano in qualsiasi contesto, sia insomma in famiglie con bambini piuttosto che persone anche sole. Possono solo che aiutare a vivere meglio, a vivere con maggiore serenità, proprio anche la quotidianità. Quindi l'avere un amico in casa ci cambia la vita. Ora, questo le faccio vedere Sì. il nostro gatto. Lei è un po' È una femmina? una femmina, sì. Sì. Lei è siamese. Ma è una siamese Mista. pura? Siamese birmania. È una birmania? Sacre così, ma sì. Ma l'ha comprata? No. Bravo. Abbiamo preso da una casa dove ci sono altri tanti gatti. Sì. Loro hanno una famiglia, fratelli, Sì, altro, sì. ma abbiamo preso lei. Si Sì. chiama Sami. Ti capita, Agatha, che quando tu studi ti vengono vicino Computer. e vengono sì A me sopra i sul computer. libri, sopra il computer? A volte quando facevamo le video lezioni e c'era il Covid, mi venivano sempre a mettere la coda, si mettevano sopra la telecamera e la leccavano. Impegnati in altro, vogliono attirare l'attenzione e quindi vanno proprio. E bloccano le schermate, no? Riescono a fare. Marco che lavora col computer lo sa. Tank!
Contro Altcanci. A me succede di meglio. Ogni domenica mi commento le notizie in una televisione, mi collego da questo tavolo con uno Skype, la telecamera inquadra questo mobile e il gatto sembra scegliere il momento giusto dopo 4-5 minuti per piazzarsi esattamente lì dove viene ripreso sullo sfondo sopra la mia testa, si accuccia e fa i comodi suoi e resta lì per 20 minuti in diretta in tutta Italia. I gatti hanno veramente delle capacità, io definisco misteriose, e hanno delle sensibilità, cioè percepiscono in noi tante cose che noi umani non percepiamo tra di noi. Quindi ad esempio magari lei adesso non sta tanto bene, io non lo capisco, se ci fosse un gatto lo capirebbe. La mia precedente gatta, questa casa ha 2 piani, io ero di sopra nel letto, stavo molto male ma nessuno lo sapeva, perché non è che guaivo, è salita. Io ero sul letto, è salita, si è messa sopra di me. Voglio mostrare Lillo, che è stata la cartolina per gli auguri di Pasqua che hai ricevuto anche tu, Marco. Sì. E racconto questo aneddoto. Lillo, io andavo in campagna in bicicletta e a un certo punto è sboccato un esserino da un campo di soia e io ho frenato, ho visto che era questo gattino molto molto piccolo e ho pensato sarà selvatico e quindi sarà già scappato. Invece tempo di frenare e girarmi e il gattino invece mi correva incontro e praticamente quasi si è arrampicato, come si vede in tanti video, sulla gamba. E siccome noi a casa, come ben sai, abbiamo già tanti gatti, ho chiamato mia mamma e le ho detto accidenti. I nomi? Zampa, Menni, Garibaldi, Macchia, Lina, Oro, Lillo. 7 gatti in casa. C'è Zampa. 17 anni. Zampa 17 anni. Che fa una cura perenne, prende cortisone ogni 3 giorni. Troppo simpatico. Quindi lui apre sia per entrare che per uscire? È autonomo? Aspetta, allora, prima bisogna accendere la candelina. Aspetta, allora, prima bisogna... Candelina da far soffiare. E la soffia Agata? Facciamo soffiare, ovviamente. Sì. Silenzio, silenzio, concentrazione, Agata. Tanto auguri! Desiderio per Tele. Lunga vita. Azzurro entra. Tutto pensato. Sì. È stato lui a convincermi di regalarli ad Agostino e a Merlino e Che andremo a conoscere. i regali sono questi.
arrivati al parco rifugio dell'Empa di Udine. Come potete vedere dalla scritta è dedicato alla signora Ada Malignani, la nostra principale benefattrice, che dai primi anni 70 ha prima realizzato la struttura precedente del rifugio del cane e poi ha aiutato in maniera fondamentale la realizzazione di questa nuova struttura. Siamo qui dal 2019, abbiamo però completato i lavori nel 2021. Ci sono 5 padiglioni di box di cani, quindi in tutto 30 box che ospitano mediamente tra i 50 e 60 cani, e poi ci sono 3 gattini dove, a seconda anche della stagionalità, quindi degli abbandoni dei gattini, ospitiamo dai 30 ai 50 gatti. E i gatti che arrivano sono per lo più gatti non autosufficienti o comunque con problemi sanitari, tranne qualche caso di gatto sotto sequestro per malcustodio o maltrattamento e gatti di persone che muoiono, e purtroppo non ci sono persone parenti o amici che li accolgono in casa. Possiamo dire che qua può venire liberamente chiunque negli orari di apertura? Assolutamente, negli orari di visita. Dove siamo qui dentro? Questo è il gattile principale, dove vengono portati i gatti nel momento dell'arrivo e poi vengono smistati nelle varie stanze a seconda delle patologie e dei problemi. Andiamo da Merlino, poi andiamo qua. Lui è Agostino. Dov'è Agostino? Però entriamo da fuori, sì. Andiamo prima da Merlino. I pastori sono di un sequestro per maltrattamento. Ecco qui, guardate il gattone, entriamo piano piano perché siamo in tanti e così magari Agata lo accarezza. È in cerca di casa, ha paura del cellulare, come si può notare, non è abituato, vero? Ai cellulari. È qui con noi da un po' di tempo perché è arrivato malato, ora è stabile e quindi aspetta qualcuno di voi. È un gatto, come vedete, affettuoso, perché al di là del cellulare dove è stato spaventato, è sicuramente un gatto di compagnia, molto socievole. Quindi Età? ha circa 1 anno, è molto giovane, è già sterilizzato, vaccinato, svaminato al microchip.
Andiamo da Agostino. Eccolo! Andiamo piano. Andiamo da Agostino. Lui che cosa c'aveva? Coronavirus. Cavolo! Sono tutti belli, sono. Bellissima, Agostino, vieni Agostino. Ma sono tutti belli. Lui è stato da poco sterilizzato, pochissimo. Ma sono tutti belli. Ragazzi soffrono meno nella sterilizzazione rispetto alle femmine. Si chiama Agostino, come vedete un giocherellone, sta giocando con i lacci delle scarpe dei nostri ospiti e anche lui è un gatto giovane, siamo sull'anno, è stato curato, lui veramente ha rischiato la vita e siamo molto felici che, come vedete, adesso è in gran forma, è stato sterilizzato da pochissimo e quindi verrà vaccinato e dopo la vaccinazione anche lui, come Merlino, potrà essere proposto in una casa. Grazie Rempa. Sì, io ringrazio Emba e comunque tutte le persone che collaborano e che anche vengono qui a prendere questi gatti e questi cani, che comunque l'Emba ha fatto un bellissimo lavoro, li ha molti di questi salvati anche per miracolo, diciamo, e quindi grazie. Io dico solo grazie per queste associazioni volontari che aiutano come bellissimi creature i gatti, che stiano bene, felici. Vedi che stiano bene, giocano. Agostino, ti salutiamo. Ci vediamo domani mattina. Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti, ciao e spero di rivedervi presto. Dove? Al Parco Rifugio in via Gonars 107 a Udine. Ciao, Grazie, ciao Elena, ciao.